Questa trasmissione è offerta da Buonasera a tutti gli amici di Telecittà, ben ritrovati alla terza puntata di Padova nel cuore, la trasmissione come sapete interamente dedicata a Padova, ai biancoscudati Padova, ma anche agli sport padovani. Con me questa sera c'è Claudio Campagnolo, che lo inquadro, però manca qualcuno di importante, no? Non è la stessa cosa, Claudio Campagnolo, non è la stessa cosa, ne sono consapevole. Anch'io ne sono consapevole, purtroppo. Però manca, no, come dire, il tocco femminile. Il tocco femminile, che in realtà c'è, dopo lo presentiamo. Non è la nostra Lucilla De Luca, che questa sera è impegnata in uno shooting fotografico, dicono così quelli bravi, sì. e la prossima puntata ce lo porta, ce lo fa vedere però. Perché infatti quando uno si impegna a favore dello shooting è il pro shooting. Il pro shooting. Lucilla questa sera è un pro shooting e la salutiamo, ma la riavremo ovviamente mercoledì prossimo. Andiamo a vedere gli altri ospiti che ci sono questa sera a Padova nel cuore. C'è Mauro Zironelli. Ciao Mauro, ben ritrovato negli studi di Telecittà, perché sei venuto già di recente per la trasmissione sul Cittadella. Grazie. Parleremo di Serie D soprattutto molto questa sera, faremo un po' una panoramica anche sulle altre squadre. Insieme a Mauro Zironelli c'è anche Tania Favaro. Ciao Tania, ben trovata. Buonasera. A Padova nel cuore, consulente calcistica, hai ricoperto tutti i ruoli quasi, Serie D, direttore sportivo, segretario generale. E poi insomma il tocco femminile si è rappresentato da te, dai, questa sera. Sì, non proprio Vabbè. Allora, ai livelli della Valletta. Dovremmo già avere un collegamento telefonico. Allora facciamo così, teniamo in sospeso la tribunetta, che ci sono altrettanti ospiti importanti, ma andiamo subito ad anticipare uno dei temi di questa sera di Padova nel cuore, e cioè la questione spinosa del vecchio Padova, Claudio, no? Sì, il vecchio Vuoi presentare Padova... tu l'ospite? Sì, presentiamo l'ospite, che è il sindaco di Padova, Massimo Bitonci. Benvenuto sindaco. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, sindaco, lei ha fatto scalpore con una dichiarazione abbastanza importante nelle ultime ore, ma parleremo anche di questo tra qualche istante. Innanzitutto volevo sapere com'è la situazione con il vecchio Padova. So che le hanno fatto un'ultimissima offerta e vorremmo appunto far capire ai nostri telespettatori di che si tratta. Il Comune di Padova avanza una somma abbastanza consistente, perché parliamo di 300.000 euro di soldi padovani per vari servizi che sono stati effettuati per conto del Calcio Padova, alcuni anche insomma non recentissimi. Io penso che questa somma deve essere restituita alla collettività, e lo dico come primo cittadino, anche perché insomma si parla di calcio professionistico, dove insomma ci sono state persone che hanno anche insomma preso dei bei soldi, e dove c'è stata una gestione non del tutto trasparente, questo lo dico senza nessun tipo di problema. Ma lei mi conferma che mi scusi, lei mi conferma che è stato contattato nelle ultime ore proprio dai legali del signor Penocchio? Ma io avrò un appuntamento nei prossimi giorni con i legali. Con i legali della società, con i legali, quindi vedremo nelle prossime ore quello che si può fare. Certamente io non ho intenzione di sentire ancora discorsi, ragionamenti fatti in precedenza, perché ormai sono passati molti mesi. Io ho accettato una proposta che era stata fatta, che era quella di che il titolo sportivo ritornasse, e quindi anche il simbolo e il nome Padova 1910 tornasse al Comune di Padova, che poi l'avrei dato in comodato, che fosse pagata una parte della somma, che fossero restituite delle attrezzature. Quindi un accordo c'era anche stato, però dopo passano le settimane, passano i mesi, e siamo abbastanza stanchi di essere presi in giro. Quindi ripeto, ben vengano gli avvocati, però con proposte concrete, serie, e magari col pagamento anche di una prima tranche, visto che è passato un anno e quei 300.000 euro sono ancora fermi e non abbiamo visto un euro. Quindi pare di capire che la posizione del sindaco Massimo Bitonci è estremamente ferma in base alle dichiarazioni che ci ha appena rilasciato. Sì, è ferma, tanto che
tanto che ribadisco che nel caso in cui non dovessimo trovare in brevissimo tempo una soluzione, siamo pronti a presentare anche l'istanza di fallimento del Calcio Padova, e questo anche so che è una di quelle richieste che mi vengono direttamente anche dai tifosi e dagli sportivi, che sono veramente stanchi di questa situazione, e abbiamo già subito fin troppo con tutto quello che è successo lo scorso anno, che fino all'ultimo momento sembrava che la squadra dovesse essere iscritta al campionato, invece con varie promesse fatte a vari titoli, le promesse sia da una parte che dall'altra, però invece dopo alla fine il sindaco di Padova insieme agli attuali soci dei biancoscudati Padova, Bergamì e Bonetto, abbiamo dovuto correre in 2 settimane per costituire una nuova società, e il comune di Padova ha potuto dare indicazione per l'iscrizione della squadra in Serie D. Siccome siamo già stati presi in giro fin troppo, direi che questa è l'ultima chance che noi diamo al Calcio Padova per pagare i propri crediti. Sindaco Bitonci, lei mi pare che abbia dichiarato che ci potrebbe, a suo dire, essere, nel caso appunto che il Padova raggiunga questa sospirata promozione in Lega Pro, addirittura una doppia promozione. Sulla base di quali dati ha fatto questa affermazione? No, guardi, è un ragionamento fatto con alcuni tifosi, alcuni sportivi e con persone del mondo del calcio. Bisogna vedere cosa succede sempre nelle serie superiori, perché se ci sono poi squadre come è successo anche al Calcio Padova, e abbiamo l'esempio in casa, direi, no? Certo. Che non si sono potute iscrivere, non si sono iscritte, e sappiamo cosa sta succedendo nelle serie superiori. Per molte squadre importanti potrebbero aprirsi delle finestre anche per i biancoscudati Padova, oppure, se riusciamo a recuperare il titolo sportivo e il nome, anche insomma Calcio Padova. E quindi questa è un auspicio più che altro, insomma. Un ragionamento fatto a livello insomma un po' interno, insomma, con sportivi appassionati. In realtà la cosa potrebbe anche succedere, perché se più squadre non si iscrivono ai campionati, si aprono comunque delle possibilità anche per squadre sane, con bilancio a posto, come quello di adesso dei biancoscudati Padova. Massimo, poi ne parleremo nel corso della puntata per capire se c'è la possibilità tecnica e giuridica di questo tipo di doppio salto. Grazie intanto al sindaco di Padova, Massimo Bitonci, e magari speriamo di averlo qui in studio una delle prossime puntate. Grazie Massimo Bitonci. Grazie, saluto a tutti. Ecco, noi adesso ci spostiamo nella tribunetta perché andiamo a presentare anche gli ospiti non meno importanti, come dicevo, partendo da Alessandro Vinci, ospite fisso, giornalista di Padova Sport. Ciao Alessandro. Insieme a te c'è anche Nandor Benucci, un giovane giocatore dell'Atletico San Paolo, che anche lui sta vivendo una situazione molto particolare. Magari meno sotto gli occhi sotto i riflettori, perché è una società meno conosciuta, però siamo ai livelli di Claudio Di Parma e altre squadre così. Poi c'è anche Ruvo. Ciao, buonasera. Ciao Ruvo. La Lussi. Con poi te, mi è andata di cercheremo di ridere. Mi è andata di lusso senza la Lussi, perché sì, gli avevo promesso un lavoro che non ho fatto, non gli ho portato, quindi. Ecco, benissimo, però so che sei dispiaciuto particolarmente per la sua mancanza. Sì, saluto Massimo, per fortuna non è qua, perché non so se ha ancora digerito la vignetta che gli avevo fatto sui Cavalieri di Malta. Ecco, non lo so, non voglio approfondire. Salutiamo anche Riccardo Testini, istruttore di Tai Chi. Ciao Riccardo, ciao, sei già vestito da istruttore di Tai Chi e dopo ci darai anche delle dimostrazioni di quello che sai fare. Assolutamente sì. Non su di Ruvo, ma potrebbe essere anche, ci hai dato un'idea Ruvo. Insieme a Massimo poi andiamo avanti con gli ospiti. C'è anche Andrea Zennaro della Z Communication, insomma abbastanza molto noto a Padova perché sei stato anche un PR abbastanza conosciuto, non so se lo sei ancora, ma no? Sì. Un saluto a tutti. Stai bene in questa trasmissione. E c'è anche Dante Piotto e Andrea Zennaro che ci parleranno poi dell'app, un servizio molto interessante che offre il Padova. Bene, allora adesso parliamo di Serie D, Claudio. Sì. Vediamo anche la classifica intanto e coinvolgiamo Mauro e Tania su questo campionato che si sta avviando verso il termine, che vede il Padova sempre in vantaggio sull'Alto Vicentino di 8 punti. La prima domanda ve la faccio, se appunto secondo voi i giochi sono fatti o se ancora bisogna aspettare un po'. Mauro.
insomma, c'è qualche scoglio ancora da superare, però 8 punti in 8 gare, insomma, sono un bel vantaggio, un bel bottino acquisito dal Padova. E l'Alto Vicentino in quest'ultimo periodo appunto aveva perso colpi e difficilmente riuscirà a scavalcare il Padova. Secondo Tania? Sì, si può, io dico sempre anche che si può vedere 5 in 7 gare, perché poi comunque hanno uno spareggio proprio l'ultima giornata di ritorno, per cui si potrebbe anche guardarla in 5 punti in 7 gare, non sono poi così impossibili. Infatti sentivo anche parlato in settimana che diceva non abbiamo ancora vinto niente, stiamo fly down è logico che però 8 punti non sono certo male, insomma. Adesso dovremo vedere anche le immagini dell'ultima partita del Padova a Trieste di domenica, questa bella vittoria in un campo che è sempre molto suggestivo, quello del Nereo Rocco. C'era Claudio che hai raccolto delle interviste molto interessanti che tra poco vedremo. Adesso sentiamo magari col volume un po' più basso, vediamo le immagini highlights. prima. Ecco, qui il Padova ha dominato un po' la gara, qui c'è una prima azione con una deviazione subito neutralizzata dal portiere, e questo è il meraviglioso gol di Petrilli, cioè una cosa strepitosa, ed è l'unico modo per scardinare, è stato l'unico modo per scardinare una difesa a 5. Sì, in primo tempo abbastanza sofferto. Sì. Quindi poi questa è una punizione di Manzo, il centravanti che è specialista nelle punizioni. Qui ancora il Padova, questa è sempre Petrilli che si libera al limite dell'area e naturalmente impegna nuovamente il portiere triestino. Qui c'è proprio uno svarione pazzesco e Amirante che cade proprio nel punto in cui poteva ribadire a rete. Secondo tempo molto più deciso, in cui il Padova ha anche sofferto. Comunque questo è il gol, vedete la spizzata di Amirante e poi Marco Ilari che torna a segnare, soprattutto in un campo così importante, sotto la curva dei tifosi. No, della partita contro il Mori, quindi si è sbloccato anche lui. Poi vediamo questa purtroppo è il gol, questa è una delle solite situazioni, calcio da fermo. Il Padova quest'anno ha subito diverse reti con questa filosofia del calcio da fermo, non si capisce come mai e non si riesca a neutralizzare, insomma, questo tipo di pericolo per la nostra porta. Qui è Amirante che calcia alto di poco, ancora un cross in area e sempre un batti-ribatti con Zubin che poi la calcia fuori. Anche Zubin è tornato al gol, questo è il colpo di testa di Amirante con il quale scheggia la traversa, e questa è la grande papera dovuta, io mi auguro, all'infortunio di Petkovic, perché sappiamo che lui dei calci piazzati si fa spesso aiutare dai difensori e Rocco non ne approfitta. Peccato, perché tra l'altro Petkovic fin qui aveva sempre fatto bene. Beh, diciamo che però questa è stata la partita effettivamente meno bella di Petkovic, indubbiamente. Il Padova poi nei minuti finali tenta ancora di essere arrembante e poi dovremmo arrivare anche al famoso gol. Qui è Amirante sfortunatissimo, ha calciato proprio secco sul portiere e gli ha negato la gioia del gol. E questo dopo vediamo anche il terzo gol di Zubi che chiude di fatto la partita. Mauro, è comunque complicato ultimamente affrontare la Triestina che sembra un po' rinata. Sì, si è ripresa rispetto all'andata, ha fatto qualche acquisto a novembre, quindi è sempre un osso duro. Noi abbiamo pareggiato e si vedeva che erano migliorati nettamente, infatti ho visto che hanno avuto più di qualche occasione. Il girone di ritorno credo che... Poi giocare tra l'altro su questo campo anche Beh, è una cosa fantastica, nel senso per chi ama il calcio, insomma, andare Sì, hanno tolto gli adesivi con le facce, dei tifosi stampate sulla gradinata di fronte, però c'è stato anche un bel batti e ribatti tra tifoserie. Sì, poi l'hai chiesto anche a Bergamin e ne parleremo qui in studio. Una partita da altre categorie, insomma. Sì, altre categorie, due nobili decadute, no? Sì. Ecco, poi mi è capitato appunto, io proprio accanto a me in tribuna stampa c'era un vecchio amico di Nereo Rocco, pensate un po', cioè, quindi mi ha detto ci sono alcuni particolari, alcuni aneddoti sul Paron che forse non molti sanno e me li sono fatti raccontare. Si chiama Francesco Ferfoglia, è appunto un vecchio amico di Nereo Rocco e ci ha raccontato queste due cose molto Allora, prima di vedere il contributo, facciamo un salto in tribuna, perché c'è l'uomo dei numeri che ci deve dire Nereo Rocco in che anni ha allenato il Padova, così lo diciamo anche ai più piccoli.
Beh, Nero Rocco è arrivato a Padova nel 54 e poi è andato via nel 61 e poi dopo che è andato via la stagione successiva il Padova retrocesse in Serie B. Il primo anno che arrivò salvò il Padova in Serie B, una situazione molto delicata, e poi nel 55 venne promosso in Serie A, dando poi all'epoca d'oro del terzo posto in Serie A, l'apice nel 1958. Per quanto riguarda poi i numeri di questo Padova attuale, bastano 17 punti per vincere matematicamente il campionato, quindi anche 6 vittorie su 8 partite che mancano, quindi c'è sicuramente ottimismo, e la vittoria ottenuta al Nero Rocco appunto di Trieste è stata sofferta però meritata. Ed il momento chiave è stato il gol di Petrilli, è stato ciò che era mancato invece contro l'Arzignano Chiampo, ossia un colpo di genio, una giocata vincente. Infatti quel gol poi ha cambiato la partita, perché perdurando il vantaggio anche al termine della prima frazione, il Ferrazzoli, l'allenatore della Triestina, è passato al 4-3-3, quindi ha concesso molta più libertà agli esterni, Petrilli e Ilari, e non è dunque un caso che appunto il gol del raddoppio del Padova sia nato sull'asse proprio Petrilli-Ilari. Allora andiamo a sentire l'amico di Rocco, di Santo Catenaccio Rocco, e poi torniamo qui in studio perché ci sono anche le altre interviste. Io sono fiero di essere nato a Padova. Andiamo a cena con un gruppo di amici ex giocatori della Triestina. Nereo El Paron mangia, beve molto, beve tantissimo, lo accompagnavamo a casa, di far piano perché c'era la moglie che dormiva. Eravamo Pison, Scagnellato, io, Montiglia, e a un certo momento vedo che armeggia con un sigaro per aprire la porta. E gli dico, ma Nereo, guarda che te cerchi di vedere la porta col sigaro. E lui mi fa, sta a vedere che mi sono fumato le ciaue. Io sono fiero di essere nato a Padova. Questo è uno degli episodi del nostro amico. Tra l'altro ricordo che una battuta tipica di Nereo Rocco era quando incontrava le grandi, tipo il Milan, Juventus. Allora il giornalista gli chiedeva sempre, mister, speriamo vinca il migliore. Speriamo di no, diceva sempre Nereo Rocco. Questa frase è datata 1957, era la vigilia di una partita contro la Juve che poi finì in pareggio 1-1. Comunque è fortunato quel signore, perché evidentemente ha beccato l'unico frangente di ubriacatura di Nero Rocco, perché non era semplice per lui abituato a bere. Infatti comunque poi questa cosa gli è costata. Era uno che reggeva l'alcol abbastanza. Sì, però appunto poi gli è costata. Non come Dante Piotto, sto scherzando, giustamente. Il secondo aneddoto invece è molto curioso, perché riguarda un Milan Padova, e adesso sentiremo anche dal nostro amico allenatore Zironelli se effettivamente la procedura utilizzata da Rocco è una procedura efficace ai fini di ottenere il risultato. Sentite un po'. Io sono fiero di essere nato a Padova. Primo tempo 2-0. Il Paron entra nello spogliatoio del Padova e tutto incazzato fa: ragazzi, non siete dei pecoroni, dobbiamo reagire. E così, per rinforzare il suo dire, dà una pedata a un cartone, solo non sapeva che c'erano dentro i pesi per la ginnastica. Dando la piazza ha tirato giù un urlo e ha detto: se non vince le faccio fuori. Il Padova ha vinto 3-2. Io sono fiero di essere nato a Padova. Diciamo un sistema cosiddetto Montessori praticamente, no? Nel senso che sale sopra i propri calciatori. Cosa ne pensa Zironelli? È normale che in momenti di difficoltà ogni tanto bisogna fare qualche numero da circo, nel senso, più che il lavoro di campo, tra un tempo e l'altro bisogna cercare la motivazione giusta e cercare un attimino di caricarli, e con le maniere giuste ogni tanto, magari anche sdrammatizzando, come in questo caso qua. Allora, c'è stata una grande polemica, no? Sì, c'è stata una polemica, Claudio, sui biglietti, prima della partita tra Triestina e Padova, perché appunto c'è stato questo rincaro quasi improvviso del prezzo dei tagliandi. Il presidente del Padova Bergamin si è impuntato ponendo praticamente un ultimatum, insomma, addirittura aveva ritirato aveva bloccato temporaneamente la prevendita, per cui creando alcuni magari
battibecchi tra le stesse tifoserie. Che poi la Triestina prima magari. Sì, lo sentiamo. Solo una cosa, la Triestina aveva giustificato questo rincaro con il fatto che faceva parte del prezzo anche il biglietto del parcheggio cosiddetto, no? Però si sa che uno non è che va da solo a vedere la partita, si va in 4, no? Quindi l'eventuale costo del biglietto sarebbe stato ripartito. So che Tania su questo è stata un po' critica nei confronti del Padova, perché no, se non sbaglio. No, beh, all'inizio avevo criticato il fatto che loro che il presidente Bergamini avesse bloccato la prevendita, perché comunque era, secondo me, sgevolava comunque i tifosi del Padova, perché nel momento in cui andavano a Trieste senza biglietto era anche possibile che dovessero attendere anche a lungo per entrare o creare comunque dei disagi per entrare che avendo la prevendita non ci sarebbero stati. Dopo, io non essendo tifosa del Padova, ma vedendo un po' le cose non obiettivamente, cioè cerco di guardare entrambi le società. La Triestina è una società che è molto in difficoltà, infatti ad oggi i giocatori stanno scioperando, appunto non si stanno allenando perché non hanno appunto ricevuto i rimborsi. Fino a ieri, oggi da quel che mi dicevano ne sono arrivati a 4 giocatori solo, ma hanno comunque deciso di tenere fermi questi allenamenti. Loro oltretutto, sì, forse l'errore è stato fatto nel non mantenere i biglietti di un prezzo per tutti, ma aver aumentato praticamente solo la parte degli anche ospiti. subito questa cosa invece non era stata chiara, per cui io non avevo capito la presa di posizione di Bergamini, perché ho detto: ma come, sono andati in società dove hanno pagato anche 15 euro, in società che stanno bene, vedi Alto Vicentino, e che in una società come la Triestina, che sappiamo tutti che ha comunque delle difficoltà, loro oltretutto sono le uniche due, cioè lei e un'altra società in Italia a livello dilettantistico, che sono praticamente sotto un contratto GOS, che è un gruppo operativo di sicurezza. E praticamente cosa succede? Che è questo gruppo operativo che decide le spese, diciamo, e anche come viene gestita. E sono spese alte, Tania, no? E sono spese altissime, per cui loro in partite normali vanno in perdita. Prima di vedere... Sentiamo anche Dante, perché abbiamo anche un rappresentante della società questa sera, è Dante Piotto della comunicazione, no Dante? Sì, un piccolo appunto, no, la protesta così civile della Biancoscudati veniva perché durante le altre 2 partite in cui c'era stato un rincaro dei biglietti, vedi Belluno e Alto Vicentino, l'aumento era stato applicato su tutti i settori dello stadio. Questo cosa vuol dire? Che sia i tifosi dell'Alto Vicentino che quelli del Belluno pagavano di più in tutto lo stadio, quindi la cosa era più equa. Qui invece veniva applicata la tariffa maggiorata soltanto alla curva ospiti rispetto alla curva della Triestina, che pagava 10 euro. Inoltre c'è un precedente che il settore ospiti del Rocco era stato già aperto per Triestina Kreisrepen e i tifosi del Kreisrepen pagavano 10 euro. Un altro punto è sul prezzo del biglietto del parcheggio, che l'andata era di 1,50 euro. Ovviamente, come è stato detto, non si va mai allo stadio una macchina per tifoso, ed è una spesa che è al di là del prezzo del biglietto. Ovviamente uno potrebbe anche parcheggiare a Montato se volesse, quindi questo è un piccolo appunto, perché non è una protesta fatta a caso. Ovviamente si conoscono le difficoltà della Triestina, ma ovviamente la Biancoscudati Padova tutela i tifosi della Biancoscudati, e non è giusto che... non può certo fare beneficenza, poi anche se comunque con lo spirito magari di aiutare un'altra squadra, un'altra società. Anche la Triestina sono 2 o 3 anni che subisce lo stesso trattamento, perché avendo una tifoseria numerosa alle spalle, quando esce gli aumentano i prezzi. Prima di passare alle interviste fatte proprio nel dopo partita, una risposta secca sia a Tania che a Mauro. Secondo voi, se ipoteticamente l'Unione Triestina avesse battuto il Padova, non ci sarebbe stato lo sciopero di oggi? Sarebbero arrivati i soldi? Ma penso non sarebbe cambiato niente, cioè il bonifico non è arrivato, non credo dipenda, anche perché comunque metà dell'incasso del Padova è stato sequestrato. È stato pignorato, 7.000 euro circa. 9.000 si diceva. Stessa cosa. Bene, adesso sentiamo il dopo partita, abbiamo le interviste al presidente Bergamin, a Marco Ilari, a Zubin e al vicepresidente Edoardo Bonetto. Io sono fiero di essere nato a Padova. Credo che abbiamo meritato di portare a casa i 3 punti, che sono la cosa fondamentale. Mi dice il pregio e il difetto di questa squadra? Il pregio della squadra è che è un gruppo unito, Il difetto, diciamo, è quello di peccare in qualche situazione così, non dico di superficialità o leggerezza, ma dimenticare, diciamo, quello che è un pochettino
la partita che stanno facendo. Uno stadio così lei lo vorrebbe a Padova? Sì, mi piacerebbe molto perché io non l'avevo mai visto e ho visto proprio lo stadio che chiama, diciamo, la partita di calcio, cioè immaginarlo anche pieno questo stadio dovrebbe essere una cosa meravigliosa. Ci racconta nel dettaglio com'è andata la storia dei biglietti? Ma la storia dei biglietti è stata un pochettino così una presa di posizione da parte nostra, perché ci è sembrato giusto difendere anche la voce dei nostri tifosi, che in qualche modo sia l'Alto Vicentino sia a Belluno sono stati un po' tartassati, sapendo che fanno dei sacrifici eccetera. Mi sono messo in testa che doveva essere giusto fare questa. Poi ci siamo parlati con il presidente della Triestina e siamo diventati anche amici. Prima abbiamo litigato e dopo siamo diventati amici. Mi sembra che forse l'ha svegliato troppo presto. Sì, forse l'ho messo di cattivo umore venerdì mattina, e dopo, quando si è svegliato bene verso sera, voglio dire, abbiamo trovato la soluzione migliore. Allora, innanzitutto Marco, da quanto tempo non segnavi? Era da Mori Santo Stefano che non segnavo. Una grande emozione quindi. Sì, una grandissima emozione, un po' mi mancava. Poi segnarlo qui con l'ambiente di oggi e con i tifosi che c'erano è ancora più bello. Quest'occhio gonfio a chi è dovuto? È laminante è stato, in una punizione il primo tempo li siamo incrociati e purtroppo mi ha preso pieno, però si è rifatto il suo tempo con la spizzata per il mio gol, dai. Sembrava stregata questa porta. Ma più che stregata, sì, abbiamo avuto qualche occasione sbagliate di troppo, ecco, potevamo chiuderla molto prima, però fondamentale era vincere, anche se finiva 2-1 andava bene lo stesso. Ecco. L'intesa con Almirante com'è? No, buona, sicuramente con Savio è un'ottima intesa, ma anche con tutto il resto, cioè, con lo stesso Marco cioè, ci troviamo a meraviglia perché ci troviamo veramente bene. Ecco. Questa è una vittoria importante perché? Perché intanto c'è una partita in meno, quello sicuramente, rimaniamo a più 8 e quello vuol dire tanto. Come l'hai vista la partita? Come sempre il mister è stato molto bravo, che si è adeguato prima a giocare col 4-3, 1-2 e dopo va 5 dietro, e quindi siamo riusciti a portare a casa la vittoria, che alla fine in questo, se fino adesso ho sempre detto che era importante giocare bene, adesso penso che alle ultime partite l'importante sia portare a casa 3 punti. Secondo te cosa abbiamo imparato da questo incontro così cruciale per le sorti dell'immediato futuro? Che siamo una grande squadra, siamo un grande gruppo, perché ogni volta che uno entra dalla panchina fa la differenza e migliora la qualità della partita, quindi vuol dire che siamo un grande gruppo, siamo una grande squadra, possiamo arrivare fino in fondo. Io sono fiero di essere nato a Padova. Mauro, ma cosa avresti dato per avere anche uno degli attaccanti di riserva del Padova per la tua Sacilese? Purtroppo è la motivazione per cui ho dovuto lasciare, perché le promesse erano altre. Non è che volevo dei top player, volevo degli attaccanti comunque bravi, che dessero una mano a questi ragazzi che avevano bisogno e che mi chiedevano spesso se c'era la possibilità di avere qualche rinforzo. Nonostante questo hai fatto un gran lavoro, perché la Sacilese sotto la tua guida ha fatto benissimo e adesso sta ancora facendo bene. No? Stanno proseguendo il lavoro e lo staff è lo stesso. Certo. E comunque anche se non ha avuto gli attaccanti che ha quest'anno il Padova, aveva un ex attaccante del Padova che ci ha castigato ampiamente sotto via, no? Sì, no, Dario infatti, la gara d'andata. Ma io con i ragazzi mi sento tutti i giorni, fatalità. Ho sentito anche oggi con Dario che mi ha ringraziato pubblicamente sul Gazzettino, perché insomma, è un ottimo rapporto con i tuoi ex con i giocatori. Mi sono visto anche giovedì scorso, ma non è cambiato niente. Il mio è stato solo io sono entusiasta del mio lavoro e non vado ad allenare esclusivamente per i soldi, ma nel momento in cui sono rimasto a Sacile volevo cercare, mi hanno chiesto di fare meglio, avevamo vinto i playoff, meglio bisogna arrivare primi. E nel momento in cui battiamo il Padova... Ti aspettavi magari qualche rinforzo? Eravamo alle porte del mercato e eravamo con 17 giocatori e sono andati via 2 giocatori. E tu hai detto arriva a 40 punti e poi lascio, le società non ci credevano, no? No, il direttore mi sono confidato, il direttore pensava scherzarsi, ma io ti ripeto, fondamentalmente devo solo ringraziare la Sacilese perché mi ha dato la possibilità di allenare, ho un grandissimo rapporto con la famiglia e questo va al di là del calcio.
però è il mio lavoro e io vivo di motivazioni e devo motivare delle persone che sono rimaste con me per vincere, per provare a vincere. Nel momento in cui dovevamo provare ci siamo tirati indietro, non certo noi. E le cose le ho sapute sempre a cose fatte, quindi è quello che mi ha dato fastidio, cioè la non comunicazione. Però ti ripeto, il fatto che abbia ricevuto già qualche offerta ad ora sta a dimostrare che devo ringraziare la Sacilese perché mi ha dato la possibilità di allenare e Dio ha voluto che abbiamo fatto un'annata e 3 quarti splendida, adesso stanno andando avanti sempre col solito lavoro. Sono contento di aver fatto il lavoro anche nel settore giovanile perché avevamo fatto un progetto del 3-4-3 che si è poi sparso anche nel settore giovanile. È importante tenere lo stesso modulo in tutte le certo, formazioni. no, è stato un esperimento però che è andato bene, infatti tramite non so chi sono stato invitato al 10 aprile in America per fare 10 giorni di stage sul 3-4-3, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Possiamo sapere solo se le offerte che ti sono arrivate... Io un nome lo posso dire, poi magari mi confermi. Ti fanno restare in categoria oppure... No, ci sono diverse, anche qualche primavera che vuole magari provare a vincere lo scudetto, queste cose qua. Io ho già fatto il settore giovanile, però devo andare a sentire ovviamente per correttezza. Fa piacere, ti ripeto. Io sono come un bambino, nel senso quando avevo 10 anni volevo giocare in Serie A, ci sono riuscito, fare le nazionali e le ho fatte tutte, ci sono riuscito e adesso faccio l'allenatore. E per un allenatore quando parte la stagione, anche se non hai la possibilità, però provi a vincere. Sì, e poi c'è il Delta Porto Tolle che ti ha chiesto no? La disponibilità. No, mi hanno chiamato società, no? qualche giornalista che ha sentito il nome. Parlando di motivazioni, sentiamo che motivazioni deve avere l'Atletico San Paolo a questo punto per trarsi da questo... Sì, Nandor Benucci che ringraziamo perché è giovanissimo, ci mette la faccia a differenza magari di qualche collega più anziano che non è venuto questa sera, ma insomma dimostra grande personalità per parlare di una situazione veramente delicata. Posso chiedere, prima di scendere nel dettaglio tecnico per drammatizzare un attimo, ma da dove arriva questo nome? Nandor? Sì, salve, buonasera. Mia mamma è ungherese, quindi deriva appunto dall'Ungheria. Perfetto. Tipico nome ungherese, che è l'equivalente del nostro Nando o non c'entra niente? Non credo. No, penso non c'entra proprio niente. Non c'entra niente, va bene. Allora Nando, no, dicevamo, abbiamo parlato della Triestina, situazione complicata, giocatori che stanno scioperando, non si allenano addirittura in attesa del bonifico. Voi non siete arrivati a questo punto perché vi state allenando, sì. Però il bonifico non arriva neanche in questo caso. Purtroppo io ormai è il secondo anno che sono a San Paolo e in 2 anni ho ricevuto 5 stipendi, diciamo. Ecco, no, giusto per capire. E purtroppo la situazione di quest'anno rispetto all'anno scorso è leggermente diversa perché quest'anno sin dall'inizio ci hanno promesso che i soldi sarebbero arrivati. Nel senso che comunque hanno sempre affermato che i soldi c'erano e che questo bonifico si doveva sbloccare e basta. E siamo arrivati adesso a metà marzo che purtroppo ancora non abbiamo visto niente e anzi la situazione si è aggravata ancora di più perché molti giocatori sono andati via e ci sono degli allenamenti che noi ci ritroviamo in 15 a farli. Perché appunto abbiamo anche dei problemi interni alla società che adesso non sto qua a raccontare. Tra l'altro società nuova perché quest'anno, ecco Ruvo, cioè, se ti può consolare, c'è Ruvo che è dalla tua parte, e quest'anno è società nuova perché l'anno scorso era fallita, quest'anno è nuova, quindi c'è tante promesse, addirittura verso Natale vi era stato prospettata anche l'idea di un cambio societario con questo fatidico presidente olandese che anche noi abbiamo scritto non esiste, lo possiamo dire, non esiste, chi è questo Dirk? E forse proprio con l'idea di tenervi, di darvi una falsa promessa e di non farvi scappare, perché comunque siete giocatori, sono giocatori importanti, anche nei giovani. Scusami, era olandese dicevi? Sì, olandese. Quindi tutto fumo praticamente? A meno che non si materializzi adesso in queste settimane. Sì, purtroppo anche quello è stata, il mese di dicembre è stato un momento delicato, diciamo, perché comunque ci hanno detto che i soldi c'erano, appunto che doveva solo sbloccarsi e le nostre speranze ci hanno fatto rimanere a San Paolo, soprattutto non sto parlando principalmente di me perché comunque io sono giovane e la Serie D è comunque una vetrina importante per me,
ma per molti giocatori più vecchi di me, Certo, che ci vivono e fino ad ora non hanno ricevuto niente. Diciamo che comunque a dicembre ci avevano detto che chi voleva poteva andarsene, però queste speranze ci hanno fatto rimanere. Ci hanno fatto rimanere. Beh, proprio, cos'è? Proprio oggi, insomma, un altro, per carità non voglio fare nessun parallelismo Sì, fra, certo. c'è un altro signore che aspettava un bonifico e in realtà ha trovato qualcun altro ad aspettarlo, insomma, Esatto. no? Ieri l'uomo- l'arresto del presidente dell'Entella, insomma, tanti avventurieri nel calcio. E un'ultima cosa, Nandor, voi non arriverete alla decisione di scioperare, di fermarvi? No, quello non penso, per rispetto penso nostro, ma soprattutto del nostro allenatore, mister Antonelli, che comunque ce la sta mettendo tutta per cercare di salvarci, e anche comunque per noi giocatori è un orgoglio personale riuscire ad andare avanti ogni allenamento, ogni partita. Non potete neanche dire per i tifosi perché non ci sono, per cui lo faccio Purtroppo solo no. per voi. Un flash da Dante, in effetti è una fortuna, poi ricordiamocelo sempre di avere una proprietà, in questo caso adesso del Padova, che... Sì, certo, c'è chi ci è passato noi ci siamo passati di recente, chiaro. Sì, la data 15 luglio è ancora viva, Ben impressa. Siamo rimasti in pochi rispetto alla società vecchia, però io volevo ringraziare appunto il presidente e l'amministratore delegato Bonetto, perché almeno hanno dato a me e a chi è rimasto la possibilità di continuare un progetto che in realtà non si è mai fermato, perché i tifosi non sono cambiati, sono sempre gli stessi. Hanno dimostrato Il pubblico non è mai retrocesso. Il pubblico non è mai retrocesso, ha dimostrato a Trieste, come dicevamo prima, è stata una partita d'altri tempi, era da un bel po', era quasi un anno che aspettavamo di avere una partita con un po' di brio. In tribuna stampa lei ha trovato l'amico di Rocco, noi abbiamo trovato altri amici non tanto amichevoli, dei vecchi tifosi della Triestina che ci hanno ricordato della rivalità che forse se non ci ricordavamo, insomma è ben presente nonostante cambiano le situazioni, ma la storia non si scrive appunto in 2 giorni ed è giusto continuare a portare avanti insomma questo progetto per questi tifosi. Insomma. Allora, prima della pubblicità, un flash sulla situazione del San Paolo da Mauretania. È incredibile, no? Arrivare a questo punto poi. Sì, ci sono delle realtà che appunto partono con delle parole solide, con delle promesse e poi magari sanno che veramente... Sì, ma la cosa grave non è che ci si sveglia all'improvviso, ci sono una serie di segnali chiari, eloquenti, proprio sistematici. A questo punto, cioè, si può fermare prima, no Tania? Qualche controllo di... Qui è una cosa anche un po' strana perché sono partiti a settembre con una società pulita, per cui San Paolo non riesco a capire in questi, cioè sono partiti a zero questi per arrivare a questi livelli qua. Una cosa che di solito io dico, che tanti giocatori so che non la pensano come me, però gliela dico perché lui è ancora giovane, e il sistema che si adotta di continuare a giocare per se stessi, per lo spirito, per i tifosi, è comunque essere complici di un sistema. Perché si fa il gioco di chi si sta comportando male con loro, e questo è una grossa responsabilità a mio avviso anche proprio della federazione, perché non tutela in nessun modo, bene, i dilettanti, allucinante, però anche proprio a livello professionistico lei, quando è a posto con le sue spese e le sue casse, non tutela tutto quello che è il debito che va che circonda appunto una società. Infatti Tania, parlavamo prima della trasmissione di un aspetto fondamentale, vorrei che tu ci ricordassi, la differenza fra la giustizia sportiva e quella ordinaria. Sì, praticamente secondo me la cosa più deleteria è che non viaggiano insieme, cioè adesso parlavamo di Manenti, no, che è stato arrestato eccetera, però la giustizia ordinaria va per conto suo, se lui tra un giorno o 10 anni esce dal carcere potenzialmente può comunque acquistare un'altra società di calcio. Cioè, abbiamo già anche esempi di presidenti che sono già falliti, che hanno alle spalle. Sì, beh, ce ne sono. Adesso lo stesso Pieroni all'epoca dell'Arezzo, Ancona, si è riciclato più e più volte. Sì, ma anche lui questo stesso che era andato al Brescia, dopo sembrava volesse prendere. Cioè, sono tutti personaggi che continuano a girare, però io dico un bel deferimento o un proprio espellerli dal mondo del calcio una volta che hanno fatto queste cose qua, tipo può essere anche quelli che hanno un po' fatto saltare il Padova. Ma perché il calcio attrae questi personaggi loschi? Beh, perché lui per i è soldi, stato arrestato, per la visibilità, qual è il motivo? Forse per la visibilità anche, no? Perché offre dipende sempre da che piazze. Certo. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo che abbiamo anche il nostro maestro Riccardo Testini, istruttore di Tai Chi, che ci darà dimostrazione delle sue grandissime abilità.
Io sono fiero di essere nato a Padova. Mise en place, caffetteria, cicchetteria, gastronomia con servizio takeaway e delivery. Mise en place serve una fascia oraria compresa dal mattino alla sera, così da soddisfare le necessità di famiglie, studenti, lavoratori e turisti. Ci trovate in via Padova 67/C a Vigonza, Padova. A Cittadella, noi di Eureka SPA produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com. Io sono fiero di essere nato a Padova. Allora, andiamo nella tribunetta da Riccardo Testini e Claudio Campagnolo, che si è messo vicino per sentire un po' di questa disciplina, di capire, conoscerlo meglio. Sì, Comunque è passato davanti alla telecamera, ma lo perdoniamo, lo stesso perché è simpatico. Di qua. È il brutto della diretta. Allora, no, nel senso che Riccardo è intanto, poi dopo sveleremo un'altra... Così, un profilo nascosto del nostro istruttore di Tai Chi Chuan, questa è la definizione. Sì. Tai Chi Chuan, tanto per capirsi, avete presente quelle immagini che arrivano dalla Cina con questi gruppi di persone che nel parco si muovono con queste movenze molto apparentemente lente e facili. In realtà sfattiamo subito questo luogo comune, ma è un'arte marziale da vecchietti il Tai Chi Chuan? No. È un'arte marziale molto difficile e come ogni cosa bella e di qualità non è facile da apprendere. Tutto quello che si apprende in maniera facile si perde altrettanto subito e facilmente. Il Tai Chi Chuan è un'arte marziale che è nata in Cina all'incirca 2000 anni fa. Chuan significa pugno, box o sistema di combattimento. Quindi per insegnare il Tai Chi in maniera ortodossa e tradizionale bisogna far fede sia all'aspetto medico e terapeutico legato al benessere, sia a quello del combattimento. E il combattimento ha un approccio diametralmente opposto alle altre arti marziali, dove attraverso non la forza e la durezza, ma attraverso il rilassamento si riesce a vincere sull'avversario. La metafora diciamo è quella che in natura tutto è rotondo, tutto è circolare, quindi non si capisce perché quando si faccia attività fisica ci si ostini ad aumentare la massa fisica, che in realtà fa bene al corpo fino a un certo punto, dopodiché fa male perché diventa un corpo rigido. Il bambù, come il salice, è forte proprio perché è morbido. Tutto quello che in natura è rigido arriva a perire, e visto che siamo in una trasmissione di calcio, se i calciatori allenassero questo genere di attività sarebbero sicuramente meno esposti agli infortuni. Perché potremmo anche affermare che c'è la forza però che si abbina ad un'estrema agilità, un'estrema scioltezza nei movimenti, è così? Sì, la scioltezza deriva però non da una semplice imitazione, ma da un'intelligenza, io la chiamo intelligenza fisica, cioè il corpo deve allenare molto la stessa tecnica per metabolizzarla e deve essere morbido. La metafora che si fa è un pezzo di acciaio avvolto dalla seta. Fuori è seta, quindi fuori il movimento sembra morbido, però in realtà dentro è molto forte. Questo si sente soltanto a contatto con una forza entrante, e torno a ribadire che il Tai Chi, soprattutto oggi, in questo momento storico dove, così accendo un lato un po' polemico, 9 insegnanti su 10 lo vendono, perché poi ci sono anche lì delle dinamiche di marketing molto infelici, lo vendono come un'arte marziale che è svuotata della sua marzialità solo per gli anziani. In realtà proprio in questo momento storico molti giovani dovrebbero approcciarsi alle arti marziali, perché così avremo forse dei migliori uomini di domani. Allora, prima di vederti in azione, se qualcuno fosse improvvisamente folgorato sulla via per San Paolo e volesse iscriversi ad un corso non è l'Atletico San Paolo. No, folgorato forse, ma non l'Atletico. Che cosa allora, deve fare? I nostri corsi si tengono alla palestra della scuola media Zanella, che si trova nel quartiere Arcella, in via L'Arcella numero 19.
il lunedì e il mercoledì dalle ore 20 alle ore 21:30 circa, e il nostro sito è www.artedeltaichi.com e riunisce le scuole del maestro Shi Ronghua, che è cinese ed è un sesto dan superiore riconosciuto dalla Repubblica Popolare Cinese. Bene, fatto bene a ricordarmi che era cinese perché avevo un sospetto che fosse di Sant'Angelo di Piove. Esatto, allora mentre si prepara il nostro Riccardo vediamo anche la vignetta di Rubo, che mi sembra non è il microfono, quindi adesso te lo lancio? Ecco. Scene veramente bruttissime. Scene bruttissime. Adesso mi sentite così, non mi hanno visto davanti alla telecamera, perfetto. Siamo stati efficaci, Rubo è microfonato. Vai Rubo. Adesso abbiamo il nostro amico qua, che ed ecco, si vede la vignetta, no aspetta, ovviamente, perché giustamente mi giro io, eccolo qua. Il Tai Chi deriva dalla filosofia di Pikachu, che tutto nasce dal caucciù o dal chewing gum del bambù, va bene? Ti aspetto in palestra. Ecco, allora, lì sarà così. È una minaccia, non è un invito. Sta venendo qua. Ecco. Bene, allora adesso il nostro Luca si posiziona, così vediamo anche Luca Tinti, il nostro tecnico, ovviamente. Vediamo. Abbiamo una musichetta anche oppure siamo... Sì, vero? ci deve allora, essere. Ciro dalla regia, forse... Bene, bravo Riccardo. Il senso di rilassatezza, no? Adesso possiamo anche andare a casa dopo questa performance. Rubo si è addormentato, no? No, beh, apparentemente è un senso di rilassatezza, però in realtà, insomma, in real time ci sarebbe un altro piccolo particolare che riguarda... Diciamo che questa piccola curiosità su Riccardo, perché non è solo un maestro di Tai Chi, ma anche un aspirante attore, se non sbaglio, se ho capito bene. Certo. È così, no? Sì, certo. E sarà uno dei protagonisti di una nuovo reality che andrà in onda su Real Time. Una precisazione. Grazie per la parola maestro. Però storicamente la parola maestro è associata anche a un'età anagrafica superiore ai 60 anni, quindi... un giovane maestro junior. Poi questa non è un reality ed è una piccola fiction che va in onda su un canale Sky Real Time, si chiama Alta Infedeltà e va in onda dal lunedì al venerdì, dura 24 minuti alle 20:40 e parla della cosa forse più antica che esiste sulla Terra, cioè l'infedeltà. Ecco. Ed è soltanto uno sguardo. Io comunque poi ci tengo a sottolinearlo,
faccio teatro, quindi non è questa la mia unica occupazione per quanto riguarda il lato attoriale, per fortuna, ecco. Beh, vabbè, però adesso non è che sputiamo sopra. No. Vabbè, complimenti. No, però diciamo che ricordiamo per i frequentatori di Facebook questa faccenda dell'alta fedeltà è stata anche al centro di una polemica, di un'azione di marketing di quelle sotterranee. Hanno comprato sul Corriere della Sera una pagina, questo marito tra virgolette cornuto, sembrava così fosse, ha comprato una pagina sul Corriere della Sera dichiarando caro amore, io per te farei tutto, purtroppo tu ti fai proprio tutti, era questo poi il veramente una lettera e sembrava di un ha marito aperto tradito, una pagina su Facebook e dopo un ottimo modo di fare marketing. Allora, dal marketing di Real Time passiamo al marketing del Padova, perché questa sera, come abbiamo detto in apertura, è venuto a trovarci sia Andrea Zennaro che Dante Piotto, ma sentiamo proprio da Andrea Zennaro questo nuovo servizio che ha creato la tua società, se non sbaglio, AZ Communication. Un servizio in più per una società che si sta sempre più strutturando da professionista, quindi sempre meno da dilettante, ma sempre più proiettata verso il professionismo, no? Sì, passiamo da un'arte antica di mille anni a una un po' più recente, passiamo a innovazioni tecnologiche. Allora, io sono titolare di AZ Communication, che è un'agenzia web. Insieme a Sauro Ricci abbiamo realizzato una piattaforma di sviluppo di applicativi mobile che, tra le altre cose, sviluppa anche una tecnologia che si chiama realtà aumentata, di cui abbiamo fatto una presentazione. Con Overreality abbiamo realizzato l'app per la Bianco Scudati Padova, app che è nata da un'idea e da un incontro con Edoardo Bonetto, con Massimo Candotti e con Dante Piotto. Abbiamo un po' visto, noi abbiamo portato, diciamo, quella che è la parte tecnologica e loro hanno portato quello che era il concetto della Bianco Scudati Padova, ovvero quello di mettere al centro della società il tifoso e tutte le persone che gravitano attorno alla società Bianco Scudati Padova. Da qui l'idea di realizzare questo applicativo mobile che è scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, quindi per iOS e per Android, iPhone, iPad e tablet Android, all'interno del quale potete trovare tutta una serie di elementi che il buon Dante inserisce, dalle news, ai lights, tutte le squadre, i giocatori, non solo della Serie D, ma anche del settore giovanile, di tutti i settori giovanili, perché abbiamo scoperto che sono abbastanza le squadre del settore giovanile. Per fortuna sì, è un bel settore giovanile. Sono veramente tante. Poi una mappa geolocalizzante con l'apertura del navigatore per arrivare allo stadio e prossimamente arrivare anche agli altri stadi. Quindi assistenza anche per il tifoso in trasferta, questo è importante. Assistenza per il tifoso in trasferta, esattamente. Poi la possibilità di avere informazioni rispetto alla biglietteria. Dal prossimo anno stiamo lavorando per attivare anche l'acquisto in app del biglietto e molte altre informazioni che il tifoso può ricevere attraverso le notifiche push che vengono inviate direttamente da, in questo caso, Dante, che è l'editor dell'app, e simultaneamente vengono visualizzate su tutti i telefonini di tutti i tifosi che hanno scaricato l'app. E poi chi scarica l'app c'è una piacevole sorpresa. Sì, una promozione che è stata pensata per promuovere l'applicativo mobile, ma questa sarà una delle tante che poi verranno attivate fino alla fine di quest'anno, ma poi anche per l'anno prossimo. È quella di dare la possibilità a tutti i tifosi che scaricano l'app di ottenere un ingresso gratuito allo stadio. Ecco, adesso Dante vi spiega meglio la funzionalità in qualità di rappresentante. Sì, praticamente chiunque scaricherà l'app avrà diritto a un tagliando gratuito per le prossime partite in casa. Basterà iscriversi nel form all'interno dell'applicazione e poi verrete ricontattati e indicherete quale sarà la partita che volete accedere allo Stadio Uganeo e vi verrà dato il biglietto.
Che dire, questa applicazione era un'idea che avevamo da tempo noi dell'ufficio stampa della Bianco Scudati di Padova. E avete già dei numeri per caso? Cioè, quante sono state scaricate già, no? Più di 2000 se non sbaglio, sono quasi 2005, diciamo che cresce ovviamente giorno dopo giorno, e questa applicazione ovviamente va a implementare quello che facciamo giornalmente tramite il sito ufficiale e soprattutto i social network quali Facebook ufficiale, Twitter ufficiale, che sono tutti collegati appunto all'applicativo, quindi chiunque volesse commentare una notizia può farlo in diretta se vogliamo. La cosa in più che avevamo in mente di fare era appunto quella di garantire ai tifosi un'informazione 24 ore su 24. Spesso può capitare che una persona non sia presente alla partita e la difficoltà di raggiungere le informazioni, questa applicazione appunto... diciamo che ad esempio un episodio increscioso come bloccare la prevendita, per chi fosse stato dotato dell'app, veniva informato in tempo reale senza avere la spiacevole sorpresa di andare al botteghino. Insomma. È proprio quello esatto, quindi sicuramente utilissima. Alla fine essere in Serie D è una cosa che è capitata quest'anno, ma conoscendo i tifosi del Padova e la loro attenzione verso i colori biancoscudati abbiamo voluto dotarli di tutti gli strumenti per avere un tifo a 360 gradi. Come essere tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, perché secondo noi appunto tifare Padova non è essere da meno delle grandi squadre, e quindi è giusto che tutti i tifosi abbiano gli strumenti adeguati per seguire la propria squadra in casa e in trasferta. Va bene, grazie allora Andrea e Dante per questa presentazione. E Ruvo vuole farci vedere qualche disegno, se non sbaglio. Sì, guarda, se vuoi ne ho un po' di pronti, te ne leggo 3, poi ti ha lasciamo... ispirato questa puntata, Ruvo? Abbastanza. Anche se non c'è Lucilla. A parte Tania, poca gnocca, però va bene. Anche se non c'è Lucilla, c'è Tania. Vedi. Guarda, io partirei subito, visto che è l'unica donna, con Tania, che già mi teme. Garbato, mi raccomando, Ruvo, se non ti vedi Tania non viene più. No, con non questa ti fidi faccia... di me, Tania, guarda. Sì. Si fida bene. Allora sì, che già mi teme, poverina, io cercherò di non disattendere le sue paure. Ed eccola qua. Nel calcio ormai ho fatto di tutto, a volte a fine partita negli spogliatoi ho pure scopato. Vabbè, è stato buono. Per fortuna che gli abbiamo detto di essere tranquilli. Ma la risposta è di Mauro, delicato, eccola qua. sì. Pronto Tania, dove hai messo la scopa che oggi tocca a me scopare? Adesso abbiamo capito. Sennò... E poi Nando, ti chiamo amichevolmente Nando perché tanto se avessi i soldi e gli stipendi potrei chiamarti Nandor, ma siccome sei povero... No, che poi Nandor, scusa, Ruvo, scusa se ti interrompo, Nandor poi è un nome veramente importante dal punto di vista calcistico, perché è lo stesso di Ideguti. Scusami. Nandor è lo stesso di Ideguti, che era il trequartista della Ranikjapat, che è l'Ungheria di inizio anni 50. Sì, esatto. E Ideguti poi era stato un giocatore che aveva rivoluzionato. Ricordavamo tutti, infatti. Ecco, te la so dire anche a memoria quella formazione dell'Ungheria, se vuoi. No, scusate un attimo, la formazione dell'Ungheria a memoria dobbiamo sentirla perché del 54. Sì. Guarda che anche perché alcuni ungheresi poi sono venuti a giocare, se non sbaglio, nel Padova in quei tempi, o sto sbagliando tutto? No, allora scusa Ruvo, un secondo. Allora, Ruvo, ti rubo un secondo, anzi te lo ruba lui. Allora, formazione dell'Ungheria, attenzione che c'è il giudice lì che ti ascolta. La formazione dell'Ungheria del 1954, che è stato l'anno dei mondiali in Svizzera, e quell'Ungheria perse praticamente nel giro di 3 anni una sola partita, la finale contro la Germania Ovest, per 3-2 in rimonta. Poi anni dopo si scoprì che la Germania era totalmente dopata, vabbè. Allora, in porta Grosics, difesa Buzanski, Laurent Lantos, a centrocampo Zacharias e Bosic. Poi i tre trequartisti, perché si giocava con l'MM, che è praticamente un 3-2-3-2, erano... il modulo di Mauro Zironelli, no, non è erano questo, Sibor, Ideguti e Budai, e in attacco i mitici Puškas e è caduto sul numero 11. No, aspetta, vabbè. E Coxis, Sandor Coxis. L'unico che mi ricordo era Puškas. No, complimenti Alessandro, perché sei veramente l'uomo dei numeri. E anzi, tra l'altro, un applauso virtuale. Ricordiamo che su Padova Sport c'è una rubrica curata da Alessandro lunedì a Marcordo. Diamo i numeri. Dei flash veramente bellissimi sulla storia lunghissima del Padova. Allora, Ruvo, finiamo le vignette. Poi si chiede perché è single. Viene a piangere il morto con me. No, io non sono single. Ecco. Sì. Ma lo sarai tra breve. Bambole gonfiabili non valgono.
Vediamo un po'. Mentre questa è per Nando, non sono convinto, ma l'allenatore dice che lavare e stirare le divise fa parte dell'allenamento. Sono i nuovi allenamenti moderni, l'ho visto. Però devo su dire che è Focus. azzeccata la caricatura di Nandor, molto bella, questo complimento. Sì, è che ce l'avevo lì di profilo. Vabbè, Bravo, soprattutto Grazie, molto gentile. Un giorno con calma ci spiegherai l'origine del cilindro, ma adesso per il momento. Sì, è per nascondere che non ho i capelli. Ecco, in realtà è No, dopo sottopelato. io voglio la cosa che non ho Dopo capito. Tania ti diamo anche la caricatura, ovviamente. Allora, se non ne hai altre... Sì, ne avrei, ma se vuoi le facciamo vedere alla fine. Allora, le facciamo vedere alla fine, Rubo, Ok. perché anzi chiedo alla regia di prepararci, se ce l'abbiamo, il secondo collegamento telefonico, così riparliamo un attimo della questione Certo. del vecchio Padova, di questa dichiarazione del sindaco Bitonci che ha un po' acceso l'entusiasmo di tutti i tifosi della possibilità del doppio salto. Tania, anche tu che ne conosci un po' di regole, credo sia veramente impossibile che sia... no. Poi Beh, anche quello dell'affitto del marchio non ho mai capito come possa funzionare. La cessione del marchio, sì, sì. scusa, il Incomodato. comodato, non il comodato del marchio. Praticamente la vecchia società cederebbe. Sì, ma il- tecnicamente a livello federale non... se è possibile che il comune Non è- affitti il marchio Sì, non- di volta in volta alle varie proprietà. Questo bisognerà vederlo. Tecnicamente Allora, non- mentre Poi tra parliamo l'altro l'azionariato popolare di Aldo Tomat è uno dei suoi punti che adesso si concretizzerà, ne ho parlato appunto proprio con Aldo pochi giorni fa, ha detto che convocheranno tra poco una conferenza stampa e uno dei punti sarà proprio l'acquisizione da parte dei tifosi del logo sul modello proprio della Triestina. I tifosi della Triestina sono i detentori del logo, infatti quest'estate abbiamo assistito alla scena appunto dei tifosi che avevano rimosso l'alabarda dalla sala stampa del Nereo Rocco. E, insomma, comunque che lo prendano alla fine i tifosi o che lo prenda il comune è comunque garanzia di continuità e che non finisca in mani sbagliate come purtroppo è accaduto la scorsa Tipo stagione. a Triestina. sì, è Sì, così. purtroppo esatto, come diceva Tania, Sì, nel così caso che- della Triestina non è cambiato granché, Per me nel senso no, che no. ai tifosi purtroppo è rimasto Però solamente il logo, insomma. Sì, hanno il logo, appunto, hanno il logo. Tecnicamente non capisco cosa cambi. Il perché marchio da- non può fallire nel caso della Triestina. Ecco. Come sarebbe anche giusto. Ecco, volevo chiedere invece, collegandoci a Mauro, se è vero questa voce, che insomma sei stato anche tu tra i papabili in estate allenatori del Padova, poi è stato scelto parlato, però possiamo dirlo adesso a distanza di qualche mese che No, eri certo, stato... ma io ti ripeto, ero già convinto di rimanere a Sacile. Sacile perché avevo coinvolto tutti i ragazzi che avevo scelto l'anno prima. A Sacile purtroppo dovevamo fare un mercato cercando di rivalutare il sottovia della situazione, il background della situazione, che venivano dalle annate con 2 gol, per esempio nel caso di Dario, e di conseguenza avevo già dato parola, per me la parola più importante della firma, alla Sacilese, quindi è per questo che mi sentivo veramente portato a fare molto di più se mi fosse stata data un po' di credibilità, però posso capire che nella vita possono succedere delle cose, degli imprevisti e tutto quanto, però ne prendo atto, ma non è che devo condividerle per forza. Ecco. No, invece ti chiedo, Mauro, chi dell'attuale Padova ti porteresti in un futuro in un'altra squadra, insomma, se tu potessi farlo? Hanno una squadra importante, dai, adesso il Padova... Un nome, un giocatore che ti piace particolarmente? Il mio vicino di casa è Cunico, che avevo contattato prima che andasse a Padova, però per anagrafe e mi è stato Ti è stato bocciato. bloccato? Esatto. Ah sì, quindi praticamente i dirigenti della Sacilese non credevano in Cunico. Volevano ringiovanire rispetto all'anno prima, avevamo già Manucci e Favret sui 33 e non volevano ulteriormente... E poi in corso d'opera si sono pentiti oppure sono rimasti... Sì, però... Troppo, col senno di senno poi, di poi- non si ragiona, insomma. Allora, ultimi minuti di trasmissione, rivediamo un attimo la classifica, un flash anche da Alessandro, noi andremo a giocare contro il Leugane, Padova. contro il Giorgione, domenica, mentre l'Alto E poi Vicentino... sabato successivo contro il Ancora. Draw in anticipo, In sempre a anticipo. Luganeo. E quindi queste sono 2 partite che il Padova dovrà capitalizzare al massimo. È un'ottima occasione avere 2 partite in casa in un momento così cruciale della stagione, anche se i numeri dicono che il Padova ha reso di più in trasferta.
però insomma speriamo di ottenere i 6 punti. Sono fiducioso. Dove si potrebbe festeggiare se mai dovesse capitare? Non lo so, vediamo. Ma siamo tutti molto scaramantici per adesso, però penso che sia l'ultimo dei nostri pensieri e problemi, francamente. Io, qualunque tifoso festeggerebbe anche nel bagno di casa propria. Tutti a casa di Tania, direi. Tutti a casa di Tania, esatto. Vabbè, via. Dipenderà molto anche dall'andamento dell'Alto Vicentino, Certo, che ha atteso da partite impegnative contro Belluno, Clodiense, la non Clodiense, ultima, quella contro il Padova, Leuganeo comunque. La Clodiense dobbiamo affrontarla anche noi, sì. Quindi, insomma, è il giovedì prima di Pasqua, di pomeriggio al Ballarin. Il Belluno e la Sacilese. E la Sacilese che ricordiamo, Mauro è stato il primo ad abbattere i biancosudati Padova. Che farà una grande partita, sono convinto, anche a Padova, è per quello che mi dispiace. Dispiace non è, verrai a vederla perché, però. Sì, certamente, però mi dispiace ulteriormente perché darà forza ancora di più a quello che avevo detto io a novembre, quando li abbiamo battuti con 2 fuori quota in più. Esatto. E se gioco con 2 fuori quota in più non posso provare a vincere il campionato? Domanda. Sì. No, vabbè, abbiamo capito che Mauro non si è lasciato benissimo con la Sacilese. No, mi sono lasciato bene. A parte il discorso però ti ripeto, è rimasto questo rimpianto di poter fare di più. Io non posso motivare dei ragazzi fino a lì e poi dall'altra parte c'è la demotivazione e la bastonata. Cioè, altrimenti si viaggia col freno a mano. Devo dire delle cose che non pensavo fino a ieri. No, ma comunque un tecnico ha sempre anche bisogno di avere lui stesso delle motivazioni per partire da casa. Io faccio 300 km per andare a allenare a Sacile, nel senso siamo arrivati a Vicenza, abbiamo fatto un 6 contro 6 per un mese e mezzo. Cioè, penso che Nando lo possa capire. Noi non abbiamo i problemi vostri. È quello che sta accadendo. È quello che sta succedendo, no? Però capito, non è allenare, è fare l'allenatore del calcetto. Cioè, purtroppo quella cosa lì non abbiamo saputo affrontarla per altri motivi, e per una juniores con 14 elementi. Anche loro decimati, e purtroppo ci sono stati degli errori. Allora Mauro, abbiamo velocemente, proprio in chiusura, siamo riusciti a contattare l'avvocato esperto in diritto sportivo Edoardo Chiacchio, che dovrebbe sentirci. Ci sente, avvocato? Sì. Buonasera, buonasera, la ringraziamo per questo intervento flash. Siamo proprio in chiusura, volevamo appunto sentire se c'è la possibilità per il Padova, che si chiama Biancoscudati Padova, una volta acquisito il vecchio titolo, il Calcio Padova 1910, potrebbe, in linea così di massima, beneficiare del diritto di essere addirittura ripescato in Serie B se ci fossero le condizioni, le squadre che falliscono. È possibile? Guardi, con le norme attuali no. Poi se dovesse essere emanate norme che consentono il doppio ripescaggio, cioè il doppio salto di categoria, vale a dire, allora dobbiamo fare le domande di ripescaggio, così come verranno regolate e regolamentate dalla FIGC nel prossimo luglio. Con le norme dello scorso anno non era possibile il doppio salto di categoria. Mi scusi avvocato, ma con le attuali norme nemmeno il salvataggio del Parma forse era possibile, o sbaglio? Non ho capito, scusi. Dico no, con le attuali, visto che ci vogliamo rifare alle norme attuali, dico, facendo il caso del Parma, nemmeno il Parma potrebbe essere salvato in maniera così strana come sta accadendo, o sbaglio? No, il Parma decisamente salvato, non so come possa essere salvato. Il Parma dovrebbe ripartire dalle categorie dilettantistiche, dalla Serie B, e questa è la categoria da cui dovrebbe ripartire, a meno che non sia dichiarato fallito e poi ci sia qualcuno che rilevi il titolo di Serie B dal fallimento. Questo è possibile, è stato sempre reso possibile sia dalla FIGC che dalle norme civilistiche negli scorsi campionati, e potrebbe essere possibile anche per il Parma. Mi scusi, tornando un attimo al Padova, avvocato, torniamo un attimo al Padova, perché effettivamente ci fu il caso della Fiorentina, Florenzi e Viola, che fece il doppio salto comprando il marchio della vecchia denominazione. No, la Fiorentina è l'unico caso, risale al 2002, ma le norme non erano queste. Sono cambiate. Le norme, ripeto, però ogni anno ci può essere un cambiamento, e
con le donne dello scorso anno non è possibile. Non è possibile, va bene, quindi per adesso rimane un sogno primaverile. In Serie B c'è stata una graduatoria che ha reso possibile poi il ripescaggio del Vicenza. Tutte le società concorrenti possono andare a graduatoria e poi dopo in base alla graduatoria si vedrà chi potrebbe avere diritto in caso di posto in Serie B. Scusi avvocato, la graduatoria, ricordiamo ai telespettatori, si basa su quali canoni? La graduatoria dello scorso campionato si basava sulla storia sportiva, sulla classifica del campionato appena concluso e sugli incassi al botteghino delle società. Il primo criterio era quello del campionato appena concluso, quindi voglio dire, anche se la Juve Stabia era retrocessa e il Vicenza aveva partecipato al campionato di Lega Pro qualificandosi con i playoff, secondo la graduatoria il Vicenza aveva più numeri, più punteggio rispetto alla Juve Stabia, quindi anche il risultato del campo può essere superato. Va bene, avvocato, grazie, magari approfondiremo il discorso sul nostro sito Padova Sport con un'intervista più dettagliata all'avvocato Edoardo Chiacchio, che ringraziamo per il collegamento. Grazie avvocato. Si è già salutato, proprio giustamente siamo in chiusura anche noi, per cui abbiamo solo il tempo dei saluti. Claudio, abbiamo approfondito questa questione all'inizio e alla fine della trasmissione perché ci sembrava doveroso, no? Sì. Non dare false speranze ai tifosi del Padova. Sì, beh, insomma, sognare, come dicevi tu, un sogno primaverile va sempre bene, però avete sentito dalle parole appunto di chi mastica in maniera approfondita la materia, pare che non ci siano... L'importante, insomma, per il momento è che noi riusciamo a concludere degnamente questo campionato. Io ricordo solamente che la prossima puntata avremo ospiti il presidente dei Biancosudati Padova, Bergamin, e l'avvocato Mario Liccardo, con il quale insomma discuteremo ancora magari di questa situazione. Allora, salutiamo anche i nostri ospiti della tribunetta, grazie per essere stati con noi, grazie Alessandro che grazie troveremo a te, Stefano. Mercoledì, grazie Dante, Andrea, Riccardo, Nandor. Arrivederci. E grazie a Ruvo, anche lui lo ritroveremo mercoledì prossimo. Ce ne avrai due di velocissimi per chiudere, perché sennò ci tagliano. Guarda, ecco qua, una è per Mauro, cosa ne penso della Sacilese, e come vedete ha il bambino il pazzetto in mano alla macumba, e mentre una è per Dante, or su Hazzo mi ricordo lo paradiso, l'inferno, lo purgatorio, ma mai udì finanzi menzionare di codesto girone D. Tutto il collegamento con il nome Dante. Grazie, Mauro, ciao. in bocca al lupo per la tua carriera, speriamo di vederti anche magari in qualche categoria superiore. Grazie Tania per essere stata con noi, l'invito è anche per una delle prossime puntate quando vuoi. Salutiamo anche Riccardo Testini, istruttore di Tai Chi Chuan. Grazie, e l'appuntamento è per mercoledì prossimo su Telecittà, sempre con Claudio Campagnolo al mio fianco e anche con Lucilla De Luca che tornerà. Appuntamento appunto alle 9, alle 21 su Telecittà. Grazie ancora per la vostra attenzione. Questa trasmissione è offerta da